salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato all'Associazione Telefono Amico di Venezia Mestre. È con noi Michela Marton, presidente del Telefono Amico di questa associazione. Grazie Michela Marton di essere con noi. Buongiorno, grazie a lei. Allora, perché parliamo del Telefono Amico? Perché in questo momento sta vivendo un difficile problema con la sede. Disponeva di 2 o 3 stanze e adesso invece sarà costretto a ridimensionarsi e a ridursi in una sola stanza, tra l'altro in una situazione piuttosto precaria, molto vicino alla strada, con difficoltà particolari. E quindi sono venuti qui per lanciare questo appello affinché possano essere aiutati a superare questo impasse. È vero, Presidente? Sì, è verissimo. Noi abbiamo attualmente una sede che è di proprietà del comune, quindi sono alloggi comunali e purtroppo questi alloggi sono destinati ad un altro uso, lodevole, sempre importante, e ci chiedono di spostarci in una saletta molto più piccola. Adesso noi abbiamo 2 stanze più un uso promiscuo di una sala dove riusciamo ad effettuare delle riunioni per la nostra formazione e ci danno una stanza che non ci permette di effettuare il nostro servizio. Noi appunto abbiamo bisogno di privacy per l'ascolto telefonico, abbiamo bisogno di segreteria, abbiamo bisogno di spazi per la formazione e purtroppo lì non ci sono, neanche con tutta la buona volontà che possiamo metterci. Ecco, siete moltissimi tra l'altro, no? Perché la vostra associazione conta su 40 volontari, davvero moltissimi anche rispetto ad altre associazioni che esistono in Italia. Sì, siamo circa 40 volontari e appunto ci turniamo con il servizio al telefono dalle 10 alle 24 tutti i giorni. E in più poi appunto ci sono le formazioni, ci sono diciamo le analisi, il lavoro su di noi che facciamo. Noi facciamo 4.000 ore all'anno di formazione come volontari, quindi capisce bene che è un lavoro impegnativo come persone che danno il proprio tempo, più 3 ore alla settimana di servizio al telefono. Ci sono molte persone che vi chiamano? Ci sono moltissime persone che ci chiamano, soprattutto persone sole, persone che hanno difficoltà anche a muoversi, quindi parliamo di anziani, parliamo di disabili che non hanno possibilità di un contatto con altre persone. Ecco, voi tutti comunque vi autotassate, no? Questo è importante dire, cioè vi autotassate per pagare l'affitto di questi locali perché non vi vengono dati gratuitamente. No, allora noi ci autofinanziamo, paghiamo circa 150 euro l'anno a testa, a persona, per poter mantenere le strutture, cioè abbiamo una centralina telefonica, abbiamo delle spese, abbiamo comunque un affitto, un contratto vero e proprio col comune, noi paghiamo un canone concordato più i consumi. Ecco, di questo noi andiamo fieri, nel senso che ci siamo sempre mantenuti da 45 anni a questa parte, abbiamo sempre dato del nostro per poter offrire questo servizio alla città. E quindi vogliamo continuare a farlo, non chiediamo la carità a nessuno, chiediamo al Comune uno spazio adatto per poter andare avanti a svolgere il nostro servizio. Ecco, immagino che questa domanda voi l'abbiate già posta al Comune, se siete venute qui vuol dire che non avete ottenuto grandi risultati. Sì, noi abbiamo chiesto al Comune, abbiamo chiesto al patrimonio, alle municipalità vicine. Purtroppo il Comune in questo momento non vive un momento facile, quindi anche per noi è difficile trovare delle persone con le quali rapportarci, cioè spiegare i nostri problemi e capire che queste persone ci possono comunque dare una mano. Ecco, questo purtroppo ecco, è un momento che difficile e non dipende da noi. Però ci crea difficoltà. Certo, beh, speriamo che almeno sia servito parlarne qui a Televenezia e comunque ci potrebbero essere altre associazioni che potrebbero essere interessate, magari finanziate dalla Regione, che potrebbero essere interessate a darvi qualche locale. Beh sì, adesso noi valutiamo tutto. Chiaro che essendo un servizio che è nato a Mestre, da volontari di Mestre e da 45 anni è a Mestre,
vorremmo comunque che il Comune in qualche modo ci riconoscesse uno spazio adeguato al nostro servizio. Insomma. Certo, direi che potremmo interrompere qui questo approfondimento perché sono molto interessata a sentire quali sono le persone che si rivolgono a voi e ci dedichiamo quindi a un altro approfondimento in altri 5 minuti. Seguiteci, domani ne riparleremo.